Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Oggi è martedì 29 novembre, quindi stiamo per lasciarci alle spalle questo mese e entrare con tutto il titolo e diritto nel Natale, praticamente, ormai dietro l'angolo. È già un po' che qui addobbano, quindi il clima comincia a essere quello. Come state? Cosa mi raccontate di bello? Vi è mancato questo appuntamento? Scherzi a parte. A proposito, vi ricordo quali sono gli appuntamenti settimanali, quindi, lo ripeto sempre anche a favore delle persone nuove che dovessero collegarsi per la prima volta questa sera nella diretta, quindi vi ricordo avete visto la gatta si avvicina, aiuto. Vi ricordo, che appunto, siamo disponibili per queste dirette gratuite il martedì alle 21:15 e il giovedì alle 19 con il Marietto Veneziano. Quindi, approfittate per di questa occasione per poter ottenere una risposta gratuita alla vostra domanda. Scusate, ma non riesco a stare più vicina di così perché se no la schiaccio. Stasera ha voglia di farsi vedere, di salutarvi. Alcuni la conoscono già, si chiama Luce, però adesso Luce scusaci, ma non puoi interrompere questo momento. Allora, bene, allora ripeto, martedì alle 21:15, giovedì alle 19 dove sono in compagnia del Marietto Veneziano, anzi a dirla tutta sono ospite della sua diretta. Quindi, avete queste opportunità per avere un filo diretto con noi. Buonasera Pierluca. Ehm, Ovviamente però, siamo disponibili anche per consulti professionali privati, quindi se avete, piacere, necessità, bisogno, voglia intanto di chiacchierare un po' con noi, fare un quadro della situazione, avere quindi, nostri suggerimenti, guide, ecco, potete contattarci per un consulto professionale, vedrete il numero di telefono scorrere per tutta la durata della diretta, 20 € 40, 45 minuti, quindi se, desiderate uh là là, guarda chi si vede. Buonasera Elisa. Che bello, che piacere. Allora, quindi dicevo appunto siamo disponibili per consulti professionali, non ci conoscete, non sapete chi siamo, non sapete il nostro pedigree, bene, allora vi dico quali sono tutti i canali attraverso cui potete approfondire, diciamo così, la vostra curiosità su come, possiamo esservi di aiuto, il Marietto e la sottoscritta, e sulle tante cose di cui ci occupiamo. Vi ricordo infatti che il canale YouTube. Qua è successo qualcosa? Si è riavviato una app, okay. Il canale YouTube, è disponibile da ormai anni, trovate moltissimo materiale che ho condiviso. Il canale si chiama Ildegarda, per quelli che non dovessero essersi collegati dal mio canale a questa diretta. Il canale YouTube del Marietto Veneziano si chiama Marietto Veneziano e, abbiamo, però quindi oltre le tantissime, direi ormai migliaia di condivisioni, organizzate tra l'altro per argomenti, quindi andate nel canale, cercate le playlist, vedete di cosa ci occupiamo già tramite l'indice per argomento delle playlist. Ovviamente, ci occupiamo di radionica, radiestesia, tarologia, neanche a dirlo, molti dei video che trovate online sono proprio quelli di condivisione di queste dirette, ma non si limita lì. In passato e una tantum condividiamo anche altri contenuti, tra cui appunto questi argomenti legati alla radionica, alla radiestesia, l'astrologia, la tarologia, l'ermetismo. Quindi cercate, se amate queste discipline, se avete desiderio di capirne di più, di sapere, come potete anche cominciare un percorso, e se questo percorso ovviamente fa per voi, allora sicuramente nel canale troverete modo di, conoscerci o di capire se possiamo essere al caso vostro, quindi se possiamo esservi veramente d'aiuto, accompagnarvi in un percorso. Non solo però tramite i canali YouTube, trovate moltissimo materiale che distribuiamo in forma gratuita dal 2015 attraverso il sito www.ilcapitano.altervista.org. Attraverso questo sito
che, si è preposto inizialmente di distribuire, vedete, quadranti radiestesici gratuiti, quindi nasce con l'intento preciso di donare, gli strumenti per iniziare fin da subito l'uso del pendolino, quindi la radiestesia sia nella modalità, di indagine, quindi interrogativa, esplorativa, sia, in seguito poi tramite le spiegazioni che soprattutto trovate nel canale YouTube, dell'applicazione della radiestesia attiva. Quindi il pendolino in tutte le sue declinazioni, ma non solo, perché si accosta a questa disciplina la radionica. Se non sapete cos'è, la radionica usa e applica le onde di forma tramite appunto alcuni circuiti grafici che possono contenere simboli, stringhe numeriche e altre risorse per condizionare o influenzare quello che viene chiamato testimone e quindi lavorare per ottenere dei risultati tramite le frequenze. Quindi se desiderate conoscerne di più, cominciate fin da subito a scaricare il materiale gratuito che trovate in condivisione appunto tramite i nostri canali e se volete approfondimenti per quello che sono le applicazioni dei vari circuiti, oltre a qualche breve spiegazione che trovate all'interno delle dispense, potete sicuramente seguire quello che abbiamo divulgato proprio per spiegare i circuiti sul nostro canale YouTube, quindi quello del Marietto, quello della sottoscritta, eccetera. Ma al quotidiano condividiamo contenuti, link, riferimenti e altre cose interessanti nei nostri canali, nei nostri gruppi Facebook. Quindi cercate, mi raccomando, il gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo, che ovviamente manco a dirlo perché sentite bene che si chiama già così, quindi spiega chiaramente quali sono i contenuti di questo gruppo e anche i casti sacerdotali, che tra l'altro, così per curiosità, è il primo gruppo che abbiamo fondato con il Marietto Veneziano e che, anche se ha un nome particolare, in realtà parla proprio della castità che la persona raggiunge non privandosi delle cose materiali della vita, attenzione, perché uno dice: "Mamma mia, la Hilde dice castità, cosa vuol dire? Che se faccio un percorso con lei?" No, vuol dire rettifica dell'anima, quindi una correzione, la purezza, no, essere casto vuol dire essere puro, non significa non saper godere delle cose belle della vita o non sapere come attirarle a sé, significa semplicemente dignificare col massimo equilibrio, quindi vivendo con quella purezza che è tipica dei bambini. Quindi abbiamo cominciato così proprio a onore di questo che è il percorso della rettificazione cabalistica. Bene, detto questo, ovviamente sul sito trovate anche quelli che sono i nostri servizi professionali, tra cui questo ciondolo che vedete in sovraimpressione è per noi molto importante, non solo per il valore intrinseco di quello che rappresenta questo simbolo per la tradizione cabalistica, quindi la perfezione, l'equilibrio che si fonda su 3 pilastri fondamentali, quindi che poi sono spiegati benissimo dall'ermetismo, come la polarità positiva, la polarità negativa, la polarità neutra, quindi è una modalità che troviamo nella Trinità, ma che troviamo ovunque applicato nella vita, quindi questo è, come dire, il riassunto di come i livelli di coscienza sono come una scala a salire e come sul livello più alto diventiamo in una congiunzione con Dio. Quindi questo si pone la tradizione cabalistica, questo si pone la conoscenza ermetico-cabalistica proprio tramite lo studio, l'applicazione della magia, quindi di quelli che sono i principi e i fondamenti della magia anche trasmessa e tramandata da Ermete Trismegisto e che il Marietto e la sottoscritta applicano nei casi in cui doveste avere bisogno di aiuto. Quindi partendo dallo studio della vostra situazione, partendo anche dallo studio della vostra data di nascita, siamo in grado di comprendere dove siete maggiormente bloccati, qual è l'influsso astrologico oppure astrale che in qualche modo vi condiziona a ripetere certi schemi, certi errori e quindi tramite proprio il lavoro di rettifica, sia
con quello che è proprio una correzione, no, di alcuni atteggiamenti personali e la programmazione del subconscio, sia tramite questi supporti che sono seppur esterni, attivatori di poteri e potenze latenti che sono insite in ciascuno di noi, riusciamo appunto a mettervi nella condizione di finalmente godere di una vita quantomeno serena. Non vi diciamo di successi ma di stare bene, e perché quando le persone stanno bene sono in grado di fare le scelte migliori, di avere le occasioni migliori e di attirare a sé tutte le circostanze migliori. Quindi i sigilli, vedete in sovraimpressione qua c'è l'esempio di un sigillo di Marte, il ciondolo che avete visto prima, i sigilli anche di Mosè per esempio, quindi questo è uno planetario che proviene dalla tradizione salomonica, ma Mosè ha trasmesso un lascito ben più antico e non meno importante in tutti quelli che sono altri rimedi che però sempre si rivolgono alle stesse sfere planetarie, alle stesse intelligenze divine, solo in una chiave più amplificata, diversa. Quindi hanno, come dire, altri compiti questi sigilli, e nonostante tutto, sia quelli di Salomone sia quelli di Mosè, si dimostrano essere dei sostegni eccezionali, soprattutto nel tempo. Quindi se vi aspettate, e lo dico sempre, non lo fate, non vi aspettate gli squilli di tromba, gli squarci delle nubi nel cielo, ma quindi appena avete uno di questi rimedi di antichissima tradizione, quanto piuttosto nel tempo, con garbo, con delicatezza, con tutto quello che c'è di meglio, no? Piano piano al quotidiano troverete miglioramenti nelle direzioni ovviamente in cui è stato lavorato. Quindi tramite la ritualistica, tramite i sigilli, tramite anche circuiti, se non vi piace per esempio l'aspetto della ritualistica, l'aspetto magico, perché magari esiste in voi un preconcetto che ci sta, di natura religiosa, quindi magari vi sembra male, no, usare la magia, beh sappiate che possiamo sostenervi e aiutarvi anche con l'applicazione, come dicevamo prima, delle onde di forma, con circuiti mirati, oppure aiutarvi indirizzandovi con i circuiti che già esistono, spiegandovi come combinarli. Quindi se sentite il bisogno anche solo di chiarire dei dubbi, prendete appuntamento. Quindi 347 8702 622, 20 euro 40 minuti. Direi al Marietto di mettere in sovraimpressione anche il suo contatto, così che ecco 378 088 5372, quindi a vostra discrezione, anche per affinità, siete liberissimi di scegliere se consultare il Marietto, se consultare la Hilde, noi siamo comunque a disposizione. Hai telefonato, ma io sono in diretta, non è che ti posso rispondere, a meno che tu non voglia porre la tua domanda, e di seguito vi spiego come. Dovete scrivere il vostro nome e la vostra data di nascita, formulare una domanda specifica, quindi non è questa la sede di 3-4 domande, quello è per i consulti. Chiedete una cosa, la cosa che vi sta più a cuore, la cosa che in questo momento è più urgente per voi, e io vi darò la risposta e l'interpretazione tramite la lettura delle sibille. Mi raccomando, se la domanda dovesse riguardare anche un'altra persona, è necessario che mettiate anche il nome e la data di nascita di quest'altra persona. Più è precisa la domanda, lo dico sempre, più dettagli indicate quando scrivete nel vostro commento la domanda, e più anche l'aiuto e la risposta si fanno attendibili. Mi raccomando, bene, io direi di cominciare a rispondere, perché il pippone della Hilde questa sera. Allora, Roberta, buonasera, spero stavolta di essere scelta. Un po' di pazienza, ragazzi, io lo dico sempre, nel tempo, soprattutto tutte le persone nuove, visto che è diritto di tutti, no, avere almeno una domanda, una risposta gratuita, quindi vediamo. Roberta, 6 agosto 83, troverò un ragazzo di cui fidarmi ed avere una bella conoscenza? Grazie. Ok, vediamo. Vediamo dunque, intanto partiamo da questo presupposto, oltre al fatto che ti rispondo subito, che la risposta delle sibille non è, come dire, non è che vale per 30 anni, vale nel prossimo immediato periodo, qualche mese.
okay? Quindi se non si vede nulla di particolare nell'arco della stesa, non significa che non avverrà mai nulla, che per ora probabilmente non c'è nulla. Oppure se c'è qualcosa comunque viene descritto secondo l'ordine con cui avverranno i fatti, quantomeno a sommi capi. Vediamo un po'. Allora, intanto colgo l'occasione per salutare anche tutte le altre persone che si sono collegate. Vediamo per Roberta e l'amore. Ma sei piena di pensieri, hai anche preso alcune decisioni. Forse ci sono dei punti fermi, o delle richieste inconsapevolmente che fai, rispetto a quello che sono le tue intenzioni. Vale a dire tu, probabilmente hai, deciso che, l'uomo per te deve avere, determinati requisiti. Quindi sei ferma su alcune posizioni, no, ma e non è male, cioè ferma neanche, diciamo decisa, ti vedo come se pensassi. C'è però anche un po' di dispersione, a volte quando compare la carta della superbia potrebbe anche indicare che ci sono tante direzioni, no, più cose. Allora, a me guarda, ma io vedo che nel tuo passato, quindi nella linea del passato, vedi omaggi preziosi, bambino, sacerdote, sospiri e domestico. Deve esserci stato un qualcosa di importante comunque per te. Io non so se in questo caso, sai, il sacerdote potrebbe riguardare una separazione, potrebbe anche anche perché è vicino ai sospiri, quindi una lontananza, un allontanamento, una separazione che, insomma potrebbe in qualche modo averti segnato, ma può anche riguardare una persona più grande che ha preso le distanze, che si è allontanato. Quindi c'è sicuramente un qualcuno che hai visto andar via nella tua vita. C'è anche subito dopo un ragazzo più giovane, probabilmente, qualcuno che ha cercato un po' di starti vicino. Io in questo momento ti vedo, vedi la linea del presente, è molto contrastante, contraddittoria, nel senso che c'è una volontà, ma c'è anche, un'insicurezza, c'è un malessere di qualche tipo che, probabilmente qualche amica cerca di scuoterti e di darti una mano, ma da anni. Eppure, anche se è da anni, le sibille me lo chiamano in causa, quindi probabilmente Roberta questa cosa, in qualche modo adesso influisce, Comunque, c'è sicuramente qualcuno o qualcosa in questo momento, ma ti vedo molto combattuta, insicura, non convinta, timorosa oserei dire. C'è qualcosa che non è che ti stia facendo impazzire, okay, o ti sta facendo impazzire in modo negativo, non è una bellissima linea. Quindi c'è da capire se qualcuno non ha magari un atteggiamento un po' troppo pressante o se al contrario, sei tu molto combattuta di fronte a una qualche scelta, okay? Però nel prossimo periodo, allegrezza al cuore, giovane fanciulla ladro, sembra comparire, una serie di circostanze molto più spensierate, perché quello che si vede in questo momento e anche nel passato, lascia intendere che comunque c'è stata solitudine per un po' o non lasciarsi andare. Mentre nel prossimo periodo comparirà una persona che, inizierà un corteggiamento nei tuoi confronti, però occhio perché, una donna più giovane potrebbe interferire, okay, quindi chiaramente bisogna capire un pochettino, poi che risvolti abbia questa situazione. Di fatto imeneo, amore, fortuna, beh, io penso proprio che nel prossimo periodo, anche se le sibille non ci spiegano il profilo di questa persona, quindi non ci fanno capire che tipo di persona si avvicinerà a te e con chi ci sarà quest'inizio appassionante, ma io vedo un rapporto, una relazione che diventa più ufficiale. Quindi di fatto se, magari hai un corteggiamento in corso che
può essere anche che tu terrai nascosto, se hai una figlia a una figlia, perché si vede questa giovane fanciulla ladro, quindi si vede la necessità di devo tranquillizzarti. Sì, sì, io ti devo dire che non vedo cose brutte, okay, anche se in questo momento la linea al presente inquadra una situazione abbastanza che vivi in modo pesante, okay, come se stessi costantemente in tensione sul chi va là. Però nel prossimo periodo cominciano a muoversi delle cose e una relazione può diventare ufficiale. C'è comunque qualcosa di bello ad aspettarti e l'ultima carta è la carta della fortuna, quindi direi proprio che, c'è una svolta nell'arco dei prossimi mesi per te Roberta. E poi guarda, non solo si vede questo e si vede quindi una situazione nettamente migliore per te sotto il profilo sentimentale, si vede una cosa che però può essere interpretata in 2 modi, quindi dipende un po' dalle tue circostanze che chiaramente non abbiamo né modo né tempo di approfondire in questa sede. Però si vede cosa? O che ritorna, si riaffaccia nella tua vita una persona del tuo passato, potrebbe essere anche un ex, okay, e questo, sicuramente ti farà felice, perché è una bella soddisfazione quella che ti prendi, quasi una rivincita. Ma e questa è una prima indicazione, ma non escludo che questo rapporto, questa relazione che, si vede qui nella chiusura, possa anche, portare, avanti un progetto intanto di lungo corso, ma anche, la possibilità di riavvicinarsi, non so se hai una madre magari, di una certa età, quindi vorresti riavvicinarti a lei, oppure c'è qualcuno a te caro, magari è caro alla persona con cui starai, quindi vi muoverete consolidando questa cosa e, facendo molte cose, quindi condividendo tante cose, tanti impegni e probabilmente portando avanti dei lavori, okay, quindi io, ti vedo bene in futuro. Sicuramente le, carte del futuro sono molto, ma molto meglio di quello che è stato inquadrato del passato, quindi di sicuro, andrà sempre meglio. Okay Roberta, quindi, buono, io sono contenta di averti potuto dire queste cose, e mi rammarico quando non ho questa possibilità, però tant'è, io sono qui e vi rispondo con quello che vedo. Allora, Brilla Brilla, Isabella. Allora, vediamo per Isabella se c'è un ritorno in amore dal passato, quindi vediamo cosa dicono le sibille. Prego Roberta. Vediamo quindi per Brilla Brilla. Ricordo solo, ecco, 7778, vediamo subito. Sì, 600 più o meno. Ah, giusto, va bene. Allora vi ricordo che se ponete la domanda poi dovete essere presenti e pronti a dire "ci sono" quando venite scelti. Isabella, ci sei? Per favore rispondi. Se non sei presente io darò questa occasione a un'altra persona. E quindi sappiate che se siete lì sì, sì, c'è. Okay, ci sono, perfetto. Bene, okay. Allora 7778 Isabella e l'amore. Vediamo un po' se torna qualcuno del suo passato. Vabbè, vediamo cosa ci raccontano le sibille. Per te mh, quindi quando succedono queste cose io le tengo in considerazione, anche le carte che si staccano, diciamo che, qualcosina non sembra qualcosa del passato, però sembra una persona grande, oppure una situazione difficile, complicata sotto il profilo legale. Vediamo un po', cosa ci dicono. Ho capito perché lo chiedi. Allora, ascolta Isabella, tu con quella persona del tuo passato hai già avuto probabilmente un rapporto importante, mh? Compare come una storia comunque abbastanza lunga non certo un'avventura, okay, quindi qualcosa di ufficiale.
Però, vedi, nel presente non ci sono tante speranze, malinconia, disgrazia, non sembra che, come dire, ci sia l'appagamento delle speranze, delle aspettative nell'immediato, okay? Tuttavia, la linea del presente, anche se non alimenta speranze riguardo il ritorno di una persona del passato, che però è stata importante, quindi capisco il perché me lo domandi. C'è qualcuno che ti manca, okay, e infatti è la prima carta del presente, la carta della malinconia, la nostalgia, quindi si vede che c'è qualcuno che ti manca e forse, hai ripreso a pensare a questa persona. Però niente, anche se in questo momento non c'è, non è neanche brutto quello che stai vivendo, okay, quindi sei comunque hai trovato una specie di equilibrio personale. Nel prossimo periodo però c'è una persona a te cara, c'è un uomo più giovane o un ragazzo che può essere un amico così vicino che magari tu lo vedi quasi come un fratello, quindi qualcuno a cui non pensi in quel modo, però questa persona, ehm, ti sarà accanto, sia per magari questioni vecchie, quindi cose per cui, potrebbe essere appunto anche una vecchia amicizia, una di quelle persone che sempre al momento del bisogno ti sei trovato e lo vedo ancora molto disponibile nei tuoi confronti nel prossimo periodo. Ed è qui insomma che, impegnando tra virgolette questo tempo, accompagnata da questa persona, si vede poi dopo giungere delle informazioni, delle notizie riguardo quest'altra figura, il Gran Signore, che probabilmente è la persona che ti manca adesso, quella a cui guardi, mettiamola così. Quindi arrivano delle notizie, ma questo non è un ritorno, sono delle notizie, sono informazioni, magari una sua telefonata, magari, un riprendere i contatti, okay, ma non è un ritorno. Però cosa viene fuori? Con questo esito non c'è comunque il ritorno, però c'è sicuramente un attestato di stima. Cosa significa questo? Non è che non ce ne facciamo niente delle mostrine sul petto, bene, non torna da me, però ha una grande stima nei miei confronti. Però è un po' quello che si vede, okay, quindi ritorni dal passato non ne vedo. Questa persona che si faccia risentire, sì. Se tu come ritorno intendevi riprendere i contatti, allora sì. Se lo intendevi come riprendere un rapporto con una persona, del tuo passato, no. Anche perché Costanza, artista, amica, bambino, potrebbe, proprio essere la risposta che questa persona non ha l'interesse per andare oltre un'amicizia, okay, e che tiene tantissimo a questo. Quindi questa è una. Un'altra è però che potresti fare una nuova conoscenza, okay, e una nuova conoscenza che potrebbe dare degli sviluppi nel tempo. Quindi ritorni dal passato, no Isabella, a parte qualche notizia o forse qualche telefonata così, però è più probabile qualcosa di nuovo per il tuo futuro, almeno nel prossimo periodo. Sì? Sì, dalla regia mi fanno il segno che è chiuso il tempo che abbiamo a disposizione. Allora, vi ricordo che se non sono riuscita a rispondervi oggi, potete comunque contattarmi giovedì. Giovedì alle 19 saremo il Marietto e io, quindi in 2 a rispondervi. Prego Isabella. Quindi anche per quella, Tatiana che ha scritto, prova giovedì, va bene? Io vi ringrazio tutti e vi ricordo che per consulti professionali potete contattarmi tramite WhatsApp al numero 347 8702 622.